Terza giornata nel campionato Under 19 nazionale ed è subito big match al Palagozzano con l'Antenore Sport Padova che ospita la Fenice. Entrambe le squadre dopo i primi due turni sono in testa a punteggio pieno, ma se la Fenice era la favorita indicata anche alla vigilia, l'Antenore è forse la più grande e bella sorpresa di questo inizio di stagione. Parte subito bene l'Antenore che dopo poco più di un minuto sfiora il gol con Cinquino, continua ad attaccare la formazione di Rodriguez. Bello questo triangolo che porta al tiro Diego Papi, il suo destro però termine alto. La Fenice però, lo sappiamo, un avversario molto pericoloso e qua si trova tu per tu col portiere, c'è una grande parata di Paladin. È il preludio però a quello che arriva dopo 5 minuti, ma qua deve fare mea culpa l'Antenore perché sbaglia questo disimpegno, permettendo a Pace di involarsi e segnare sotto le gambe di Paladin l'1-0 per la Fenice. Errore in disimpegno per l'Antenore Sport Padova, molto cinica la formazione veneziana che una volta trovato il vantaggio spinge ancora alla ricerca del raddoppio. Qua deve addirittura salvare sulla linea Locrati dopo il tentativo di Miotto, però l'Antenore, come si vede, ha accusato il colpo nel primo tempo e rischia di soccorrere ancora Miotto. Qua sfiora il palo. Si arriva quindi nella ripresa con il punteggio di 1-0 per la Fenice, ma l'Antenore parte a tutta. Guardate che azione molto caparbia di Locrati che alla fine riesce a liberarsi con il destro ma non trova la porta. La Fenice però è pericolosissima in contropiede e guardate qua il palo a salvare l'Antenore, ma forse è un segno del destino visto che dopo 3 minuti l'Antenore trova il pareggio. Questa azione di contropiede con un Locrati che è bravo ad aspettare l'arrivo di un compagno, a servire Rigato che con il destro batte il portiere, trova l'1-1 alla fine meritato per l'Antenore che così impatta la gara ma non si vuole fermare, vuole cercare anche il colpaccio e invece trova il 2-1 la Fenice, ma ancora su un errore in disimpegno dell'Antenore che praticamente ha regalato i 2 gol alla formazione veneziana che certo non aveva bisogno di questi regali. A segnare qui è Tedesco. L'Antenore però ha il merito, dopo aver rischiato anche su questo calcio di punizione, di non demoralizzarsi, di cercare ancora con insistenza il pareggio. Qua c'è Secchieri che scarta anche il portiere ma viene fermato proprio all'ultimo. Poi il tiro al volo di Diego Papi finisce fuori. È una partita bella, aperta. Paladin deve salvare ancora i suoi, si arriva agli ultimi minuti. Qua poco più di un minuto dalla sirena, ancora Locrati chiede e ottiene il triangolo e qua va a segnare in prima persona il capitano, quindi a 1 minuto e 40 secondi dalla fine l'Antenore trova il 2-2 con Locrati con il destro ed è il pareggio strappato con le unghie ma assolutamente meritato per l'Antenore che rischia fino all'ultimo. Qua 2 secondi dalla fine Tedesco non trova il 3-2 e quindi finisce in parità, finisce 2-2 tra la Fenice e l'Antenore Sport Padova, 2 ottime squadre che si sono affrontate a viso aperto, 1 punto a testa e si continua quindi la corsa in testa alla classifica per l'Antenore Sport Padova. Poi il prossimo impegno domenica 14 marzo sarà proprio il derby al Palagozzano contro il Calcio Padova.